Ma qua veniamo viziati in questo lavoro, cioè, ma veramente. Non ci credo. Vabbè. Oggi pomeriggio di preparazioni. Allora, solito minestrone. Ci ho messo anche la patata questa volta. L'altra volta non l'avevo messa perché non avevo voglia di starla a tagliarla. Sì, ma come taglio il resto, posso tagliare anche le patate o la patata. Quindi ho messo solito cipolla, peperone, cavolo romanesco, broccoli, patata e non mi ricordo. Basta. Potrei metterci anche i fagioli volendo. Vabbè, comunque. E poi invece qui ho un po' di broccoli fatti al vapore. E per farli al vapore io non ho una vaporiera, ma sono venuti perfetti. Ho usato il contenitore per il microonde, perché questo microonde, che seppur vecchio, ha la funzione vapore. E quindi ho usato questo ed è venuto perfetto. E i broccoli sono venuti benissimo. Vedete, steam con l'apposito contenitore. Ho messo l'uno. Perfetto. Quando li ho messi qua nel contenitore ho messo anche un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, ho chiuso il coperchio, sbattuto e i broccoli sono conditi. Semplice, no? Ecco, qui minestrone e qui devo preparare le immondizie da portare fuori. Il fuoco è acceso e questo è l'ultimo carico, dopo chiudo. No, anzi, sarebbe da fare ancora in realtà. Vabbè, fuori è tutto nuvoloso. Oggi avrei voluto far volare il drone, nonostante l'aria che c'è, vabbè, non mi interessa, ma non si può perché fino al 6 di maggio, da quello che ho letto, sì, 6 maggio, è vietato il volo, perché ci sono, penso, aerei militari, non lo so cosa c'è nel cielo. Fatto sta che dal 30 aprile al 6 maggio non si può volare. Vabbè, sicuro qualcuno volerà lo stesso, ma appena prima è passato un aereo a bassa quota, quindi se c'è il divieto, punto. E qui ho la roba stesa che era in casa, ma l'ho messa fuori perché col minestrone poi si sarebbe puzzata tutta. Qua c'è Pepe che si rilassa. Vedi che ti rilassi. E qua c'è Pippi. E si rilassa anche Pippi. C'è il nasino sporco dentro, Pippi, c'è il nasino sporco. Che bello. Mi piace quando sta con le zampine così. Che belle zampine. E boh. Ah, boh. E per la cronaca non mi sono ancora allenata oggi perché ho preferito fare quelle robe là. Ah, e poi mi sono fatta da mangiare, mi sono fatta una cotoletta. No, e quella roba adesso sa tutta di minestrone. No. Allora, vabbè, ho fatto una cotoletta con broccoli e cavolo romanesco in friggitrice ad aria. Perfetti. Ho mangiato proprio di gusto. Mi piace proprio la verdura fatta in friggitrice ad aria, solo che bisogna stare attenti perché tende a bruciare. Avevo messo la temperatura un po' troppo alta, io ho mangiato lo stesso, ma piace lo stesso. E comunque, buono, questo è stato il mio pranzo, molto semplice, niente di che. Adesso cosa faccio? Adesso dovrei allenarmi. Ah, avete visto stamattina i cervi? Erano tutti qua sotto. Bello, un bel pezzettino di video ASMR. Piccolo, 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 ma bello. Mi è piaciuto. Dobbiamo ancora andare a comprare la roba per pitturare, sì. Comunque voglia di fare salti al mio addosso, vado a portare fuori le immondizie. Dai, bisogna muoversi nella vita, bisogna fare qualcosa. Mi fa ridere, guardatelo. Si mette con la testa là dentro. Ah, sei strano, Pippi, sai? Sei un po' strano. Peppe invece con la schiena qui, che c'è il bel caldo del forno, vero? Ti scaldi tutta la schiena, la cervicale, e poi la testa, il cervello, tutto, vero? Ti scaldi le ossicine. Sì, sei tutto sudato, guarda qua. Avete visto denti malandati? Adesso lo chiedo a voi. Mi pare che abbia 2 denti da far vedere.
Non sono marci, però secondo me sono cariati. Pepe, bello. Ho pulito casa, pulito tutto, ho cambiato la tela, il copridivano, le fodere. Vero Pepe? Sì. Ho pulito i tiragraffi che erano luridi. Qui ci sono queste cucce che sarebbero tutte e tre da lavare, però devo lavarle. Beh, queste due forse riesco a metterle tutte e due in lavatrice, quella no, quella è grossa, ha bisogno di spazio. È una bellissima giornata oggi, veramente bella, calda, primaverile, finalmente. C'è sempre l'aria maledetta, senza non stiamo, però bellissima. Prima di sistemare quelle cucce là e di pulire il poggiolo, che non è che sia chissà che sporco, però dare una passata. Infatti non ho fatto l'autolavaggio alla Gegio lì perché volevo fare anche di fuori. Prima di far quello però io ho tagliato il melone e stavo dando una pulita alla vasca. In realtà è tutto pulito, ma la vasca era un attimo da pulire. Guardate che schifo, che nero. Questo è l'azzurrino del Via Cal, però ci vede anche lo sporco. Cioè, è impressionante. Quindi devo fare sto lavoro qua e prima o poi, forse quando sarò in ferie, farò quel lavoro lì. Dovrei finire di fare il cambio armadio e dovrei sistemare di qua, perché ho dato una pulita anche al pavimento qua perché faceva schifo, era lurido. Che ho dato tutta una pulita, infatti la roba è tutta là. Cioè, guardate che casino quella stanza, un casino. La pappa di bue grasso, il lavavetri, cioè, c'è tutto. E quindi dovrei fare anche questo lavoro, ma sono già le 4 di pomeriggio. Non so, non è che io abbia molto tempo. Cioè, alla fin dei conti il tempo è limitato, non è. Di pomeriggio non si riesce a fare molto, cioè se hai solo un pomeriggio, già magari arrivi a casa un po' più tardi, che oggi sono andata dai miei prima di venire a casa. Ecco, quindi già arrivi un po' più tardi, arrivi alle 2 qualcosa. In più ti metti a pulire, non ho neanche pranzato, perché alla fine se pranzo non faccio nient'altro, quindi mi tocca utilizzare questo metodo, ovvero non mangiare, che non fa bene. Però se no non riesco a concludere, non riesco a fare niente. Adesso do una passata anche qua che avevo messo un po' di Via Cal, perché si ferma tutto lo sporco qua. Cioè non capisco, ma è Franz che sporca tanto, quando si lava le mani, ha sempre le mani nere, peggio dei bambini, anche perché lui non usa guanti, per cui. E niente, adesso pulisco qua. Mi tocca fare questo lavoro, dovrei togliere l'asciugamano, sì. Sì, ma chi se ne frega, dai, insomma, non andiamo a fare i pignoli. No, questo lavoro è da fare. Adesso, non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana bisogna dare una pulita un po' più seria, no? Continuo con queste pulizie, perché sennò il sole mangia le ore, davvero. Legna da tagliare. Ed eccomi qua. Oggi è il 5 maggio. Cioè, ma voi lo capite con che capelli io vado in giro? No, no, perché. Ma che capelli ho? E io sono stata tutto il giorno così, la mattina, non il giorno. Va bene. Allora, dunque, cosa vi posso raccontare? Arrivata a casa ieri sera me ne ero accorta che era quasi il momento. Arrivata a casa, vomito ovunque. Cosa ho fatto stavolta? Ho tirato su le robe più grosse. Il resto, passato l'aspira e lava, fatto. Fatto, basta. Pepe. Ma tu cosa stai facendo, Pepe? Pepe, quello è il tappeto del bagno. Lui si tira giù i tappeti e ci si mette sopra. E qua c'è Pipo. Cosa
Cosa fai tu nascosto lì? Qua il pavimento era bagnato, ma no, sarà anche già asciutto. Era bagnato. Ecco, io metto il tappeto, Pippo, Posso? Ecco, messo il tappeto, va bene? Questo tappeto forse qualcuno se lo chiederà perché è qua. Perché facendosi la doccia l'acqua cade da questa parte, anche da questa, ma qui mettiamo un asciugamano. E di qua, per non mettere un altro asciugamano, mettiamo, cioè io ho preso l'abitudine di mettere il tappeto. Questa sta facendo l'asciugatura del rullo, ho già fatto la pulizia, devo svuotare il contenitore che è stracolmo, credo. No, non vedo il livello, sì, da qua. Ma deve essere sporco comunque, ho tirato su tutto. Comunque oggi giornata primaverile in pieno. Ieri ho tirato fuori anche l'ombrellone. Sì, l'ho messo qui come al solito, se no non riesco a chiuderlo scuro. Qui ho spostato un po' la legna, l'ho messa più in ordine. Quei vasi devo toglierli. Pepe, prendi aria tu, io vado a fare le pappe.